Buon pescato siciliano è un'idea condivisa con il presidente dell'Organizzazione Produttori della Pesca di Trapani e delle Isole Egadi, Emilio Giacalone. Con lui abbiamo pensato di mettere in campo un'idea che ha trovato sponda nella misura 568 del programma operativo FEAMP 2014-2020, una misura che era rivolta a favorire e migliorare la commercializzazione dei prodotti ittici. Per cui abbiamo pensato di mettere in atto tutta una serie di azioni che hanno come comune denominatore quello di poter aiutare i nostri soci pescatori a migliorare la loro redditività. Purtroppo le regole sempre più stringenti, norme sempre più restrittive, la nostra flotta rigate su una delle aree marine protette più grandi d'Europa, se non la più grande, e quindi sostanzialmente abbiamo pensato che un probabile strumento per migliorare la loro redditività fosse quella di mettere in luce il cosiddetto pesce azzurro, che noi chiamiamo il pesce povero. L'OP si è costituita nel 2009 ed ha avuto il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole nell'agosto del 2012. Molte le specie ittiche che hanno avuto il riconoscimento, tra cui ricordo il tonno e il pesce spada, la triglia rossa piuttosto che il gambero rosso. Le specie meno conosciute, che possono essere le boghe, gli zerri, i sugarelli, nonché le alice e le acciughe. La nostra organizzazione si pone come obiettivo quello del sostentamento del reddito dei nostri pescatori. Per questo nasce il progetto che stiamo portando avanti sul pesce povero, che nell'agosto del settembre del 2018 ci siamo intestati come associazione.